Non solo film da studios o da star internazionali. A Venezia in questi giorni hanno l'occasione di promuoversi anche interessanti nuove produzioni italiane che, pur non avendo a disposizione i grandi capitali di Hollywood, riescono a portare sul grande schermo storie interessanti con attori di alto livello. È il caso per esempio dei nuovi progetti patrocinati dalla Treviso Film Commission che si stanno girando in Veneto e che sono stati presentati all'Hotel Excelsior. Utilizziamo questo spazio che ci dà la Biennale proprio per far conoscere le location, far conoscere le produzioni, le persone che lavorano nel cinema a livello regionale. Le produzioni in questione sono di interesse proprio perché centrano sul territorio la loro attenzione e trasformano questo territorio in un qualcosa che racconta storia, che racconta cultura, che racconta emozioni, che racconta storie d'amore anche dell'altro, ma lo fa valorizzando ciò che è proprio del territorio. Allo stato più avanzato di realizzazione c'è Rosso Istria, che uscirà nelle sale nel 2017. Il film racconta il dramma vissuto da Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all'Università di Padova, che fu barbaramente violentata e uccisa dai miliziani titini dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943. Mi ha colpito il fatto che lei era una persona molto solare, veramente una di quelle ragazze che avrebbe meritato di vivere una vita felice e serena, e per dei motivi veramente criminali la sua vita è stata spezzata all'età di 23 anni, quindi l'aspetto umano. Stiamo parlando, di, come cita la legge sul giorno del ricordo, di foibe, di esodo giuliano-dalmata, della complessa vicenda del confine orientale. Una pagina di storia italiana che è stata strappata dal 47, quando c'è stato il Trattato di Parigi, che ha messo queste terre, quindi Istria, Fiume e Dalmazia, sono state date appunto alla Jugoslavia. Fra i protagonisti c'è anche Franco Nero, ben contento di partecipare a un'opera prima di un giovane regista. Ho fatto debuttare molti giovani registi nella mia vita, tra cui anche mio figlio, perché mio figlio è un giovane regista, perciò io so quanto patiscono i giovani registi prima di fare un film. Trovare i soldi, e allora quando posso li aiuto, e l'ho fatto diverse volte. Ecco, un modo anche per lei di tornare in Veneto, sono sempre bei posti da visitare per girare. Come no, il Veneto è una delle mie regioni preferite, ho fatto diversi film nel passato, mi sono trovato sempre bene, però bevono un pochino troppo i veneti, un gottin oppure corretto alla mattina, un pochino di caffè, tutto il resto è grappa, però simpaticissimi.